Mancavano 4-5 giri, adesso non mi ricordo bene, uno di loro si è sfilato, erano rimasti in 3, noi lì abbiamo continuato a fare semplicemente il nostro, a tenere la nostra andatura e quindi abbiamo fatto il nostro, diciamo, abbiamo messo il 100%, non abbiamo sottovalutato nessuno dalle qualifiche fino adesso e abbiamo fatto tutto un grandissimo lavoro, è stata una cosa veramente di squadra, più di così penso che non si potesse fare, siamo veramente contenti. Io volevo ringraziare semplicemente tutto lo staff, dai meccanici ai massaggiatori, a Marco, a tutte le persone che ci hanno sostenuto da casa, ai nostri familiari, ai nostri amici, a tutti quelli che durante questo mondiale ci hanno fatto il tifo anche sugli spalti, quindi per noi è stato molto importante e avere un sostegno così anche da casa è molto importante e gratificante. Quanto vi rende orgogliosi essere esempio per i bambini che vogliono fare tutti il Ganna, Milan, no, più Ganna che Milan. Più Ganna. Vabbè, però... No, sono bambini. Appunto. Vabbè, tu pure, non è che sei... No, ma è una volta. Molto essere punto d'esempio sempre è molto bello. Senti, Ma domani ci dobbiamo aspettare un derby? Se ne parla da qualche giorno, voi ne avete parlato tra di voi? Domani sono in 3. Anche il colorito lo vedo più colorato rispetto a ieri, quindi possiamo chiedere il cambio. Dai. Ma voi ne avete parlato tra di voi di questa possibilità di fare Vediamo una finale? come saranno anche le qualifiche, perché bisogna vedere anche come saranno le batterie. Magari ci incontreremo già in batteria, chi lo sa. Quelle no, perché No, l'hanno già fatto. Io non le ho viste, non vi scontrate. Milan viviamo giorno per giorno. senti Simone, anche te, hanno detto tutti qualcosa, dici pure te la tua... Qualcosa al paese tuo, che sono tutti là che fanno festa. No, beh, come già detto, volevo ringraziarli e volevo dargli un saluto che non sono ancora riusciti a scrivergli un messaggio. Friulano. In Friulano facciamo. Allora, vi voglio dare un saluto a lui, ringraziaus veramente di cuore, quando c'è che mi ves fatto in quel periodo che si sta veramente in un paese fantastico, una famiglia fantastica, dai amici fantastici. Io sinceramente non potrei domandare di più, io una roba che non scopire cura di lui e veramente non potrai mai di veramente di cui perché veramente un ringraziamento veramente di cuore non sai come si dice e anche alla difficile di far immaginare quindi grazie di cuore, un saluto. Ci sono le pietre del pavè qua intorno. Esatto. L'appuntamento è fra qualche anno. Chi lo sa, noi continueremo a provarci, a riprovarci e chi lo sa già nella prossima edizione vorrei parteciparci magari più attivamente, cercando di aiutare magari più i capitani che saranno disegnati per questa gara e chi lo sa, per il momento godiamoci questa fantastica. Una cosa alla volta, domani lo batti quello lì. Guarda, pensiamo intanto a qualificarci, poi si vedrà. Però non sei sazio. Assolutamente no, sai, queste cose ti portano a dire cavolo voglio di più, voglio fare di più, ti portano a cercare di superare sempre i tuoi limiti, di cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo, come diciamo anche noi, quindi non siamo sazi. Dimmi che regalo ti fai. Un paio di settimane di vacanza, questo è quello. Non ti compri una macchina, qualcosa, come i calciatori? No, una vacanza mi basta da tanto. Grazie. Vieni qua.